Bella a tutti raga, qui è Miro ed eccoci qua in questo video post partita. Intanto sono finiti pure sugli altri campi. In questo video post partita di Cagliari-Bologna, finita con il risultato di 3-2. Mamma mia che sofferenza, che sofferenza! Bruttissimo, veramente bruttissimo. All'ultimo ho strippato, ho veramente strippato. Allora, partita che nel primo tempo era una delle partite più brutte che io abbia mai visto. Tra l'altro, ok, abbiamo vinto, ma l'arbitraggio veramente pessimo. Arbitraggio pessimo. Sì, ok, sembrava una partita da zona retrocessione di seconda categoria per i falli che si facevano, ma un arbitraggio veramente pessimo. Non mi è piaciuto per niente. Dall'altro, il VAR è stato pure troppo bravo nonostante c'era Pairetto. Quindi, che dire sta partita? Primo tempo a me non mi è piaciuto per niente. Ho visto un Cagliari che non è riuscito per niente a reagire dopo il gol del vantaggio del Bologna. Tra l'altro, gol del vantaggio totalmente immeritato, giusto dare il rigore perché lì Joao Pedro ha fatto una cazzata su Orsolini. È stato giusto dare il rigore, però il vantaggio del Bologna secondo me era immeritato. Era immeritato perché fino a quel momento non avevamo fatto granché. Avevamo condotto noi la partita senza imporci più di tanto, però la stavamo conducendo noi. Dopo il gol non ci siamo svegliati per niente. E infatti siamo andati sul finire del primo tempo in svantaggio. Tra l'altro, piccola nota a margine. Cara panchina del Bologna, cosa vi rompete i coglioni che perdevamo tempo? Avete fatto voi la stessa cosa sul finire del primo tempo. Cioè voi alla fine del primo tempo state a perdere tempo. Alla fine del primo tempo, non del secondo, del primo. Quindi, capite? Cioè, almeno state zitti, fate più bella figura. Comunque, secondo tempo che parte subito, pum, Joao Pedro gol. Così, subito. Al 48esimo. E poi, che gol ha fatto Simeone? Ha fatto... Bellissimo, bellissimo, si è sbloccato finalmente di nuovo anche Simeone. E poi Joao Pedro a chiudere virtualmente la partita, nonostante poi arrivi l'autogol di Olsen, di Faragò, chiunque abbiano dato l'autogol. Spero no Olsen perché ce l'ho al fantacalcio, però c'ho anche Kwame, Ilicic e Cristiano Ronaldo, quindi sto abbastanza coperto. E Milenkovic, c'ho pure Milenkovic. Tralasciando il fantacalcio. Il secondo tempo mi è piaciuto di più, mi è piaciuto di più perché ho visto un Cagliari molto più concreto. Ho visto un Cagliari molto più in palla e ho visto un Cagliari che effettivamente voleva prendere i 3 punti. Questo non si era assolutamente, o meglio, io non l'ho visto nella prima metà di gara. Nella seconda, sì, nella seconda decisamente sì. E sembrerà paradossale, però ho visto un Cagliari che giocava meglio, o meglio, a me sembrava che giocasse meglio con l'assenza di Nandez quando Castro è entrato al posto di Nandez. Non lo so, mi è sembrato più concreto, più in palla, più ragionevole, ecco, più ragionevole il Cagliari con Castro in campo. Perché sì, Nandez è un fenomeno, secondo me è un fenomeno, è un velocista su quella fascia, però c'è anche da dire che secondo me condiziona molto anche i compagni. Perché ormai penso l'abbiate notato tutti che Nandez c'ha sta fissa di Pia e fa quella finta che con il piede praticamente se la sposta sul lato opposto, ok? Ho notato che da quando la fa lui hanno incominciato a farla tutti, perché quella serve per prenderti il tempo sull'avversario e consentirti di spostarti facilmente dall'altra parte per poi trovarti davanti a te praticamente tutto spianato ed essere più libero. Che ci può stare, è molto utile in alcune occasioni, però ho visto che sia lui che alcune volte altri giocatori ne abusano. Tra l'altro, abusando di giochetti, la prima cosa che mi viene in mente è Pellegrini. Oggi Pellegrini a me non è piaciuto per niente. Sì, ok, se non mi sbaglio ha fatto un assist. Forse, boh. Sì, Joao Pedro. No. Boh, vabbè, io ho la memoria in criceto.
e non mi è piaciuto, cioè come cazzo devi mettere fa una Veronica davanti alla tua area? Come cazzo devi mettere fa una Veronica davanti alla tua porta? Quelli sono i danni della merce, eh. Pellegrini non mi è piaciuto per niente. Un altro che non mi è piaciuto per niente è stato Faragò. I due terzini secondo me oggi insufficienti. Faragò ha sbagliato qualche appoggio che sinceramente in Serie A è difficile vedere che qualcuno sbagli un appoggio. E poi effettivamente Sansone ha avuto molto spazio su quella fascia, ma così come l'ha avuto anche Orsolini su Pellegrini. I terzini non mi sono piaciuti. Rog ha fatto una gara in primo tempo da 5, nel secondo tempo da 7 per il sacrificio, però anche lui deve migliorare qualcosina. Per il resto comunque tutti sopra la... no, sopra la sufficienza, no, sufficienti, mettiamo sufficienti. Mi sono piaciuti molto i centrali, sia Pisacane che Clavan, mi sono piaciuti veramente tanto. Mi dispiace che Clavan ha sbagliato quel colpo di testa nel primo tempo, se l'avesse angolata poteva far gol. E niente ragazzi, dai, c'ho una cosa in bocca. La gioia nella gioia. La gioia nella gioia perché il turno infrasettimanale io me lo vivo proprio come una gioia, cioè il calcio in mezzo alla settimana, in particolar modo il Cagliari, è orgasmo puro, quindi la gioia nella gioia, cioè la gioia della vittoria nella gioia del turno infrasettimanale. Poi parliamoci chiaro, sti 3 punti servivano perché alla prossima andiamo a Bergamo contro l'Atalanta e quella lì se torniamo a casa con 0 punti è totalmente normale, cioè secondo me è un qualcosa che accadrà, non dico sicuramente, ma con un'alta probabilità. E quindi fare punti adesso è stato molto utile. Ovviamente non ci dobbiamo arrendere soltanto perché è l'Atalanta e giochiamo in trasferta, però mi aspetto una signora prestazione a Bergamo, perché il Cagliari effettivamente più che di punti ha bisogno di questo. Niente ragazzi, il video finisce qui, fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate e detto questo noi ci becchiamo in un prossimo video. Bella!